Vi do lettura del documento, alla quale seguirà poi il mio breve commento. Considerata la perdurante instabilità politica che si è venuta a creare in questi ultimi tempi, non ritengo sussistano più al presente le condizioni per governare con la necessaria coesione da parte delle forze politiche di maggioranza. È con rammarico che presento perciò le mie dimissioni dalla carica di sindaco del comune di Rovigo ai sensi dell'articolo 33,3 del decreto legislativo 267 del 2000, testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali. Per il senso di responsabilità che ha caratterizzato fin ad ora il mio operato, posto al servizio dell'interesse della cittadinanza, sono disponibile a rivedere la mia decisione nel caso in cui ravvisi, nei termini di legge, l'emergere di nuove condizioni politiche tali da rendere possibile un'azione amministrativa di governo utile al bene della collettività prodigina.